Vogliamo cambiare, sì o no? Se ho dato quello. Sì, no, ma io sto parlando dei presenti. Stiamo parlando per gli assenti. Ce ne sono parecchi. Tu hai completamente ragione, purtroppo questa è la realtà. Tantissime persone, anche molte, non sto parlando di voi in generale, moltissime persone che vengono alle nostre conferenze, anche di quelle che sono state a Rimini, vengono, magari si vedono tutte le conferenze, capiscono quel che capiscono, poi finisce la conferenza e non li vedi più. Qui sta in noi. Adesso vorrei sperare che l'affluenza non altissima di questa sera sia dovuta anche ai motivi politici di campo, le elezioni comunali. E c'erano anche altre riunioni qui. Speriamo in un maggiore successo ad Arzignano, magari venite anche là che faremo a breve. Non fatela di sabato perché altrimenti la gente preferisce da mangiare. Meglio in settimana. Penso che tu hai ragione, vero? No, perché è questione di priorità. È questione di priorità, anche questa è una gran presa di coscienza delle cose. Non che non sia bellissimo andare a mangiarsi la pizza, ma ci sono delle cose a volte che bisogna dare delle priorità. Sì, le potrei rispondere con delle cose che ha detto Paolo Banner relativamente a cosa eravamo noi ai tempi in cui i nostri nonni hanno lottato per cacciare gli invasori nella seconda guerra mondiale, dove materialmente c'hanno dei ragazzini di 17-18 anni che sono stati disposti a correre rischi immensi per lottare per la democrazia, e fare confronto su come siamo ridotti noi, ma anche questo è tutto un piano, perché parte da un'idea economica che è quella di economisti come Walter Lippmann degli anni 20, che proprio il piano di queste persone qua era quello di, scusi il termine, rincoglionire la gente con i modelli commerciali, con i modelli di consumo, e noi a questo siamo ridotti. Abbiamo troppa paura di perdere il telefonino piuttosto che la macchina, piuttosto che la seratina tranquilla a casa finito il lavoro, e non siamo più capaci di ribellarci, e questo è quello che ci hanno fatto. E quando le cose peggioreranno probabilmente diventeremo più rabbiosi, non so, è da sparare che non si deve arrivare a quei livelli lì. Io ho paura che sia un progetto anche quello. Sì. Cioè, noi non ne abbiamo parlato. Ma esiste anche l'esercito europeo. Esatto, io lo so perfettamente per quello che è a sede a Vicenza. Lo so perfettamente. E le sue sedi non possono essere soggetto di indagini, addirittura neanche le sue azioni, neanche quando fanno azioni di polizia per dirigere il traffico o per dirimere una manifestazione. Possono sparare addosso a tuo figlio e possono farla franca tranquillamente. Sono state ricostruite le SS. Esatto. Questo è il dato di fatto. Molto peggio forse. Sì, Esattamente, sì, perché sono state ricostruite in modo subdolo. Almeno i nazisti avevano la dignità di dirti ti voglio spaccare i cosiddetti. Questi qua lo fanno nascondendosi dietro a pace, armonia, integrazione, bla bla bla, e prendendoci per i fondelli, insomma. Mi fai dire due cose. Posso? Sì, facciamo prima lui e poi... Sì. Prego. Sono un attivista, sono il papà di Marco. Anch'io sono un attivista convinto di queste teorie dell'MMT. E la domanda che c'era la signora è fondamentale. Quando la gente comincerà a preoccuparsi di queste totalitazioni? Dentro di me faccio due ipotesi. Una è infausta. Secondo me la gente comincerà a reagire quando tocca il fondo, per rimbalzo. È una cosa che succede non solamente in campo economico, ma in fatto sociale, in tutti i rapporti. Quando la gente veramente non trova più gli appigli per vivere, materialmente per vivere, reagisce. Ho un'altra speranza, che tutto questo meccanismo che si è costruito può offrire fianco a delle situazioni di rottura. Semplicemente basta che uno Stato si stacchi. E abbiamo Stati che sono al limite delle necessità vitali per staccarsi. La Grecia, Cipro è un discorso un po' particolare. Quando io sento la signora greca che esce dalla farmacia un farmaco antitumorale 800 euro
e deve pagarselo, lì siamo ai limiti di rottura socialmente. Quindi se questo Stato, non so se sarà la Grecia, si rompe, il giocattolino che ci ha costruito sulla gobba salta. Ecco, speriamo che sia vera questa seconda ipotesi, perché se il popolo reagisce per disperazione, e vediamo già in Europa ci sono dei sintomi di fuori controllo, gruppi fuori controllo, succede qualcosa di grave. Grazie. Sì, sono d'accordo e purtroppo le prospettive attualmente sono queste. In Grecia c'è una situazione veramente drammatica dove succedono cose inenarrabili e probabilmente lì succederanno i primi grossi casini, le prime cose molto molto drammatiche a livello sociale, di rivolte sociali molto probabilmente. Prego. Volevo aggiungere un paio di cose. Quando tu hai detto che la gente siamo pochi, eccetera, eccetera, questo mi fa capire quanto sono riusciti a lavare il cervello alla gente. E le rivoluzioni... Sì, io però il 90% della colpa la do a chi dà l'informazione, perché se tu ti dai un'informazione falsa, programmata, e io sono convinto, io quando ho votato qualcuno ero convinto che faceva il mio interesse, poi ho scoperto che mi ha sfasciato. Quindi ho avuto delle informazioni che mi hanno detto: se mi dici che questo cibo fa bene io lo mangio, poi mi accorgo che è il contrario, perché così, cioè, faccio un esempio. E faccio questo ragionamento semplice: se noi guardiamo la storia, quando la gente si è diventata cosciente e consapevole, si è unita, e alla fine la rivoluzione gli ha fatto riprendere i loro diritti. Qual è la strategia che stanno usando? C'è una semplice vignetta che io ho visto su Facebook, le 3D. Allora, distrarre con il grande fratello, calcio, calcetto, quello che vuoi, disinformare, perché hanno in mano la comunicazione che dovrebbe darmi l'informazione esatta, in realtà ti dà l'informazione che fanno bene a loro per fregarti. Poi ti dividono con 1000 partite di calcio, 100 partiti politici. E questo è il loro potere. Cioè, perché ci hanno fregati? Perché ci hanno divisi. Nel momento che riusciamo a ricompattarsi, diventiamo invincibili. Perché alla fine sono un centinaio di persone al mondo che comandano tutto. Contro 4 miliardi, poi due li fanno, poi c'è un altro discorso, hanno fatto apposta che ci siano le zone che muoiono di fame e quelle ricche, cioè tutto un meccanismo. Volevo aggiungere solo questo, poi intanto mi mette qualcosa, ma comunque io voglio ringraziare Marco di nuovo, se avete qualche altra domanda, e Luciano che per la serata, non so se avete qualche altra domanda. Qualche altra domanda, se no chiuderei. Dimmi voi. Posto? Ho finito.